Scegli Vittorio Veneto, la presentazione del candidato sindaco Posocco che assieme ad Re sfida la Lega per confermare la nascita del movimento Forza Nord, obiettivo strappare al carroccio l'anima federalista. 13 anni fa a Padova ha ucciso a coltellate la moglie davanti alla figlia di 7 anni. Dopo la condanna e la scarcerazione, un 49enne marocchino è stato espulso dall'Italia. Chiesa votiva gremita a Treviso per i funerali dei coniugi morti nello schianto dell'ultraleggero precipitato a Trevignano, le parole del figlio dall'altare. Anche in Veneto scatta lo sciopero alla vigilia di Pasqua per il mancato rinnovo del contratto con una delle sigle delle grandi distribuzioni nella nostra regione, coinvolti nel settore 30.000 lavoratori. Dispersione scolastica a Padova, la procura denuncia 20 genitori, i loro figli tra i 6 e i 16 anni avevano collezionato tra i 50 e i 60 giorni di assenza. Richiesta d'asilo respinta, operatore sociosanitario afghano da 6 anni nel Bellunese sta per essere rimpatriato, in Alpago la rivolta della comunità e degli anziani che il giovane assiste. Da oggi in mostra la Basilica Palladiana, la coppia Davis conquistata dagli azzurri di Yannick Sinner, selfie e flash degli appassionati allestiti campi da tennis in centro per i bambini. Edizione regionale dei nostri telegiornali, buonasera e ben ritrovati. L'avete sentito, in primo piano la pagina politica. A Vittorio Veneto infatti si presenta il candidato sindaco Gianluca Posocco, definito da Gian Antonio D'Arè, Delfino di Gian Antonio D'Arè, sostenuto da Forza Italia. Lo strappo nel centrodestra quindi è compiuto, ma c'è di più. Flavio Tosi conferma la nascita di Forza Nord, un movimento che guarda al settentrione. Il servizio. Forza Nord verrà lanciata ufficialmente a Milano con un grande evento ed è un comitato interno a Forza Italia per dare più voce al nord, più attenzione al nord. Il lancio ufficiale sarà pure a Milano, ma l'anteprima è avvenuta a Vittorio Veneto nel giorno in cui si compie lo strappo all'interno del centrodestra con la presentazione ufficiale del candidato sindaco Gianluca Posocco, Delfino di Gian Antonio D'Arè, colonna portante della Lega Veneta, espulso dal partito salviniano nelle settimane scorse per aver dato del cretino a Matteo Salvini. Posocco dunque che non solo incassa l'appoggio del mentore D'Arè, ma pure quello di Flavio Tosi, quindi Forza Italia, un asse che rischia di diventare una spina nel fianco soprattutto per la Lega ufficiale che a Vittorio Veneto correrà con Fratelli d'Italia, ma è chiaro che l'effetto domino rischia di travalicare la città della vittoria ed è qui, a ridosso di Piazza del Popolo, che la forma diventa quanto mai sostanza, con Tosi che spiega cosa è, ma soprattutto cosa non è Forza Nord. Un partito mai, un comitato all'interno di Forza Italia, un gruppo di persone, non solo ex leghisti, perché per dire Forza Nord nasce una chiacchierata tra me e il mio omologo lombardo, che è un forzista doc, perché Alessandro Sorte, collega parlamentare, è un forzista doc, abbiamo parlato io e lui e abbiamo detto perché no. Quindi sarà un comitato all'interno del partito formato da persone, ovviamente anche ex Lega. Non è un messaggio a Salvini, ognuno fa la sua corsa. Alle elezioni europee c'è il proporzionale, ognuno compete con gli altri, ma in generale ogni partito, pur nell'unità del centrodestra, è anche una competizione interna. E quindi noi cerchiamo di fare il meglio possibile per Forza Italia. E si farà il meglio possibile anche perché il vero obiettivo sono le regionali del 2025. Forza Nord riapre il fronte settentrionale e la candidatura di Tosi è già sul tavolo. Antonio Tajani, e lo ringrazio di cuore per questo, ha già espresso la mia candidatura. Bisogna vedere se il Veneto toccherà Forza Italia e questo dipenderà da queste europee e dall'incontro che faranno Antonio Tajani, Matteo Salvini e Giorgia Meloni l'anno prossimo, quando voteranno 9 regioni, fra le quali il Veneto, e lì decideranno chi governa chi. E Flavio Tosi continua a corteggiare Gian Antonio D'Arè perché passi a Forza Italia, ma il diretto interessato resta nella Lega del Nord. Esce dal partito salviniano anche Antonio Miatto, non sono io ad essere cambiato. Gian Antonio D'Arè, lo strappo oggi è ufficiale. Portate pazienza. Pensa che... che Dio ti ascolti. Allora D'Arè, la corte è serrata, Flavio Tosi lo vuole in Forza Italia. Sì, mi vuole in Forza Italia, ma come ho ripetuto prima nella conferenza stampa, sono della Liga Veneta Lega Nord, sono in questo meraviglioso partito, in questo movimento politico dall'82
sono stato espulso, ma sono convinto che la Liga e la Lega Nord ritorneranno grandi dopo che Salvini sarà defenestrato. Resta leghista della Lega del Nord, precisa Gian Antonio Darè, che per il momento non cede alle lusinghe tosiane, anche perché il carroccio delle sezioni sembra acclamarlo. Dopo la mia espulsione sono chiamato in diverse parti della provincia di Treviso e non solo per andare a trovare le sezioni, perché si riconoscono nella mia idea della vecchia Lega, della vecchia Liga. E così Darè risponde a Giovanni Braido, candidato della Lega ufficiale, che ai nostri microfoni lo aveva definito Peppone Baffone. Io sono onorato di questo di Giovanni Braido, perché Peppone, Baffone e Don Camillo sono state le colonne portanti del cinema italiano, e quindi sono onorato di questo. Darè, che tiene a battesimo Gianluca Posocco, 47 anni, attuale vice sindaco, una tessera della Lega non rinnovata in tasca. Ma sono tranquillo, fiducioso. Ho accanto un grande uomo, soprattutto, al di là di un grande politico che è Tony Darè, perché sottolineo è un grande uomo, e una squadra di persone competenti, c'è tanta competenza, lungimiranza, professionalità, voglia di mettersi a disposizione e ascoltare anche le idee degli altri. In squadra Posocco può contare anche su Antonio Miatto, sindaco uscente, anche lui di fatto ex leghista, perlomeno della Lega salviniana. Gioco forza, non sono cambiato io, ma è cambiata il movimento che avrebbe dovuto rappresentarci. Lei quando è che l'ha riconsegnata questa tessera? Non l'ho riconsegnata, semplicemente non l'ho rinnovata. Quando non l'ha rinnovata? La scadenza è il 31 di questo mese, il tempo utile per farlo. Finirà l'era Salvini? Tutto finisce a questo mondo. Rimaniamo nella pagina politica. Non correrà per il secondo mandato da sindaco di Borgoricco Alberto Stefani, parlamentare della Lega e segretario regionale del partito. Sceglie la foto scattata il 27 maggio 2019, una giornata piovosa, una delle prime da sindaco di Borgoricco, Alberto Stefani, per spiegare con una lettera ai suoi amici e concittadini perché alle elezioni dell'8 e 9 giugno 2024 non correrà per guidare per la seconda volta l'amministrazione. Dopo 10 anni di servizio alla comunità, prima come consigliere comunale della Lega, poi come sindaco, Alberto Stefani lascia tenendo fede alle due promesse fatte 5 anni fa. Quella di essere un sindaco a costo zero e quella, che manterrò anche se costa più fatica, di essere sindaco per un solo mandato. Rieletto deputato nel 2022, attuale presidente della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale, segretario regionale della Lega dopo essere stato commissario del 24 giugno scorso, Alberto Stefani si congeda dalla sua comunità dando appuntamento a tutti il 19 aprile nel Teatro Aldo Rossi di Borgoricco, dove terrà il suo ultimo intervento pubblico da sindaco. Al lavoro con la sua squadra per individuare il candidato sindaco, una giovane risorsa del paese, spiega Alberto Stefani. Nel frattempo la domanda sul futuro del politico 31enne è inevitabile. L'Europa su questo fronte è già al lavoro per la preparazione delle candidature del partito, o Palazzo Balbis e la battaglia per il terzo mandato di Zaia che la Lega continua a condurre in Parlamento fallisse. Con malinconia e gratitudine Alberto Stefani così saluta i suoi concittadini. Essere il vostro sindaco è stato per me un onore immenso che non dimenticherò mai. Grazie per tutto, Alberto. Di sicuro, nel futuro prossimo, il lavoro politico non gli mancherà. In primo piano ora la cronaca. 13 anni fa a Padova, uccisa a coltellate la moglie davanti alla figlia di 7 anni. Dopo la condanna e la scarcerazione, un 49enne marocchino è stato espulso dall'Italia. Condannato per l'omicidio della moglie, un 49enne marocchino è stato accompagnato alla frontiera dai poliziotti padovani. Così ha disposto il questore Marco Dorisio, un provvedimento di espulsione che ha portato all'allontanamento dall'Italia con immediato accompagnamento alla frontiera aerea di Venezia e rimpatriato in Marocco con un volo diretto a Casablanca. Entrato in Italia ad aprile del 2010 per ricongiungimento familiare, nel 2011 l'uomo era stato arrestato dalla squadra mobile per omicidio, in quanto al culmine di un litigio in casa con la moglie, nonostante la presenza della figlia di 7 anni, l'aveva colpita 12 volte con un corpo contundente e 42 coltellate, uccidendola. Per questo è stato condannato dalla Corte d'Assise d'Appello di Venezia alla pena di 14 anni e 8 mesi di reclusione. Scarcerato il 28 agosto del 2023,
irregolare sul territorio nazionale e ritenuto pericoloso socialmente, era stato trattenuto con il provvedimento del questore presso il centro di permanenza per i rimpatri di Milano, da dove era stato dimesso dal giudice del Tribunale di Milano dopo qualche mese. Rintracciato in provincia di Padova, è stato accompagnato, su richiesta del questore Odorisio, al centro di permanenza per i rimpatri di Gorizia e ora, grazie ai colloqui tra l'ufficio immigrazione della questura di Padova e il console del Regno del Marocco, al 49enne è stato rilasciato un permesso che ne ha consentito la partenza immediata dal territorio nazionale con un volo aereo diretto nel suo paese d'origine. Ci spostiamo ora a Treviso, nella chiesa votiva ai funerali di Lanfranco De Gennaro e la moglie Lucia Bucceri, i coniugi morti nello schianto dell'ultraleggero a Trebignano. Oggi salutiamo due persone molto amate da tutti, Lanfranco e Lucia, i nostri cari genitori e adorati nonni. È l'inizio della lettera di addio che il figlio Marco ha scritto ai genitori Lucia Bucceri e Lanfranco De Gennaro, morti tragicamente il 23 marzo nello schianto dell'ultraleggero nel giardino di una casa di Via degli Alpini a Trevignano. Lettera letta durante i funerali nella chiesa votiva per permettere a tutti di poter presenziare alla celebrazione. Non un accenno all'incidente, ma una lettera focalizzata sulle personalità di due coniugi, cresciuti in Friuli ma da molti anni appartenenti alla parrocchia trevigiana di San Pelaio. Lucia, poetessa nell'anima, ex maestra benvoluta, dinamica, ma sempre attenta al prossimo, nonché madre amorevole, dallo spirito creativo che ci auguriamo possa guidarci nel creare nuova speranza. Lanfranco, generale e pilota di estrema bravura, stimato per la sua competenza presso tutti i colleghi e gli amici, padre e punto di riferimento dalle 1000 risorse e dallo spirito tecnico. Era capace di aggiustare ogni cosa e come vorremmo che potesse aggiustare anche questa situazione più grande di noi. E la capacità tecnica di Lanfranco è stata ricordata anche da Don Tiziano Rossetto nell'omelia di una celebrazione senza Eucaristia, con l'altare spoglio e i crocifissi coperti per il Venerdì Santo, a rendere ancora più intensa la riflessione sulla morte. Mi colpiva ascoltando Marco, no? Dal papà che quando siamo piccoli ci aspettiamo che ci aggiusti tutto, no? Anche dal nonno, e poi ci rendiamo conto che non può aggiustare la morte, no? Questa è una profonda ferita. Ma se Dio è padre, allora può aggiustare. Lui sì. A presenziare alle esequie anche una rappresentanza del comando di Sant'Angelo, dove il generale De Gennaro aveva prestato servizio presso il secondo stormo, oltre ai labari delle associazioni aeronautiche. Al termine della cerimonia, dopo l'ultimo saluto dei figli, le salme sono state avviate alla cremazione, mentre un'amica di Lucia Bucceri ha letto una poesia composta per l'addio. Nel tuo ultimo messaggio ho ricevuto un foriero presagio. Tra rose e mughetti, 2 rondini in volo. Nel becco una bianca busta chiusa da un rosso bottone. Pochi minuti, solo pochi minuti, e i 2 voli di rondini si sono fermati per sempre. Cambiamo ora argomento. Anche in Veneto scatta lo sciopero alla vigilia di Pasqua per il mancato rinnovo del contratto con una delle sigle della grande distribuzione. 51 mesi senza contratto e ora i lavoratori del settore commercio e della grande distribuzione scendono in piazza proclamando uno sciopero nazionale per l'intero turno di lavoro di sabato, la vigilia di Pasqua, un settore che conta oltre 450.000 addetti in Italia, mentre in Veneto ci sono oltre 4.200 negozi per 30.000 lavoratori, il 65% donne. Nella provincia di Padova i lavoratori interessati sono 3.000. Tutto nasce dopo la rottura delle trattative con Federdistribuzione, una delle 4 sigle a cui aderiscono i lavoratori del settore. Le altre 3 sigle invece hanno trovato l'intesa e rinnovato il contratto scaduto nel dicembre del 2019. Il sabato prima di Pasqua è una giornata significativa, ma molto più significativo è il rispetto delle lavoratrici e dei lavoratori che da 4 anni non vedono aumenti salariali, che da 4 anni vedono calpestato il loro diritto di avere un contratto nazionale con dei diritti. Secondo i sindacati la proposta di contratto non firmato prevedeva troppa flessibilità,
con contratti a termine di durata indeterminata, la revisione del sistema di classificare il personale a danno dei lavoratori e un trattamento economico insufficiente. È un contratto che non è assolutamente adeguato all'oggi. Stiamo parlando di lavoratori che nel 2019 potevano avere un sostanziale equilibrio tra salario e flessibilità e orari e un salario che assolutamente non è dignitoso, non è allineato a quello che è il costo della vita odierno. Chiediamo ovviamente un salario adeguato anche all'inflazione che abbiamo in questo momento con 2 cifre. E in più ovviamente non certo ci pieghiamo a quello che loro ci chiedono, come aziende ancora più flessibilità. E così in Veneto sono previsti una serie di presidi e di iniziative pubbliche da Belluno a Mestre, da Padova a Treviso e anche a Verona, Vicenza e Rovigo. E ora qualche istante di pubblicità, rimanete con noi. Edizione regionale di Antenna 3, eccoci ritrovati. Ora parliamo del fenomeno della dispersione scolastica. A Padova la procura ha denunciato 20 genitori. I bambini e ragazzi coinvolti sono 10 in tutta la provincia, i genitori denunciati 20. Sono accusati dell'assenza da scuola per oltre la metà dei giorni di frequenza previsti. A muoversi la procura di Padova che contesta il reato di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori che la legge italiana prevede per 10 anni, dai 6 ai 16, e cioè fino al secondo anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado. Casi sparsi in provincia, uno anche a Padova città. Io sul tavolo ho una richiesta, appunto una segnalazione fatta da una scuola superiore che riguarda una sedicenne, però potrebbero essercene alcuni di rom che praticamente non frequentano, quindi i genitori devono rendersi conto dell'obbligo e del loro dovere nei riguardi dei figli. Un provvedimento che arriva dopo un percorso che parte dai dirigenti scolastici in collaborazione con i comuni di residenza degli studenti, che dopo la fase di ammonimento arriva alla denuncia. I genitori rischiano, sulla base del cosiddetto decreto Caivano con pene inasprite lo scorso settembre, fino a 2 anni di carcere. Prima di arrivare a questo, scuole e amministrazioni comunali tentano altre strade. I genitori vengono chiamati a colloquio, vengono informati e vengono anche sostenuti perché ci sia proprio questa presa in carico dei diritti dei ragazzi nei confronti dello studio e della scolarizzazione. Ora ci spostiamo nel bellunese per raccontarvi una storia paradossale, quella di Maghi Ahmadi, il giovane afghano di 31 anni, operatore sociosanitario alla casa di riposo Don Ceccone di Santa Croce del Lago. È bravo ragazzo? È bravo. Sì. Che rimanga qua. Speriamo. A Santa Croce. Speriamo. I primi a non accettare che Mahdi Ahmadi vada via dal centro Don Ceccone di Santa Croce del Lago sono gli ospiti che hanno appreso con dispiacere la notizia che potrebbe privarli del sorriso e dell'amore che ogni giorno il 31enne di origine afghana dona loro a piene mani. A fine gennaio, dopo un iter lungo 6 anni, Mahdi ha ricevuto una comunicazione ferale. L'Italia ha rigettato la sua richiesta d'asilo e dovrà fare ritorno in Germania, primo stato di approdo 15 anni fa e l'unico, secondo la Convenzione di Dublino, a potergli rilasciare lo status di rifugiato. Ho avuto un'udienza il 30 novembre e mi hanno detto che devo tornare in Germania perché io sono stato prima in Germania e ho fatto un asilo in 2011 in Germania. Mahdi ha studiato, è riuscito a ottenere il titolo di operatore sociosanitario, conosce 4 lingue oltre alla sua e per questo sia in Germania che in Italia è stato ed è a disposizione come interprete per le forze dell'ordine e gli uffici giudiziari. Mahdi si è perfettamente integrato in Alpago e parla anche il dialetto. Tanti di questi anziani di qua non riescono a parlare bene italiano, è normale che devi anche tu metterti in gioco e imparare un po' di dialogo per parlare con loro. Oggi il sogno di Mahdi di continuare a impegnarsi per diventare infermiere si è infranto. Presto potrebbe dover lasciare il lavoro a tempo indeterminato, la casa, gli amici. Ci mette un po' in difficoltà anche perché
trovare delle risorse in questo momento che sono la sua figura, la figura dell'operatore sociosanitario, è abbastanza complicato. Stiamo cercando in qualche modo di trovare supporto dalle istituzioni per avere comunque un aiuto e cercare di capire come possiamo risolvere questa situazione. Per Madi si è mossa subito la rete dei comitati Giù le mani dalla sanità bellunese, che hanno scritto alla questura e alla prefettura di Belluno, oltre che all'ambasciata d'Italia in Germania e al console tedesco a Venezia. La consigliera regionale Elena Ostanella di Veneto Che Vogliamo ha parlato direttamente con Madi e si è messa a disposizione. Serve subito una riforma delle regole di Dublino per rendere accessibile un diritto umano e sostenere gli Stati nella gestione di una questione epocale, dice. Vuoi fare un appello a chi ci sta seguendo in questo momento? Io non so chi può darmi una mano, ma a me in poche parole dico che mi fa piacere tantissimo di restare in Italia, e chi può darmi una mano sarebbe migliore di darmi una mano, perché io di varietà mi piace di stare qua. Sono integrato, ho fatto tutto possibile di stare qua. Sono stato sempre, sono stato sempre aiuto per dare la mano anche io. Per quello mi voglio che mi aiutano tutti quelli che riescono a darmi una mano. Grazie. Prego. Ci spostiamo ora a Vicenza, che in questi giorni sarà capitale italiana del tennis. La Coppa Davis atterra a Vicenza dall'universo del tennis. Il trofeo più bello del mondo è tornato in Italia. Una coppa conquistata con un capolavoro, quello della nazionale azzurra. Una coppa che viene esposta nella location architettonica di un altro capolavoro, la Basilica Palladiana. Siamo campioni del mondo di tennis e non c'è modo a Vicenza per celebrare in maniera più bella di avere la coppa che è più bella del mondo, cioè la Coppa Davis. Bisogna ringraziare ovviamente Gianni Milan, che è vicepresidente della federazione, che ha reso possibile avere la coppa dove? Nel luogo più bello della città, quindi all'interno della Basilica Palladiana in Sala Zavetteri. L'ingresso è gratuito, la Federazione Italiana Tennis oggi ha installato un campetto da mini tennis dove sta facendo giocare i ragazzini, quindi oggi è una gran festa del tennis e per oggi Vicenza è capitale del mondo del tennis. Sì, decisamente Vicenza in questi giorni è la capitale mondiale del tennis, con le vetrine del centro storico rigorosamente allestite a tema. La Coppa Davis è fotografatissima e ricercatissima, raffiche di flash. Quella di oggi è una corsa al selfie. Una grande attrazione per tutte le età, dai giovani agli anziani, perché il prestigio di questo trofeo va oltre ogni epoca. Uno spettacolo. Lo spettacolo. Direi che uno non se la immagina così maestosa. È stata grande l'Italia, grandissima. Effettivamente è bella, grande ed è una bella opportunità anche per la nostra città, di poterla vedere. Ne ho approfittato per vederla, perché mai vista, è bellissima. È proprio una grande emozione, finalmente anche il tennis italiano è ai vertici, grazie anche a Sinner, e quindi questo sta dando un bel impulso. Ho visto anche tanti ragazzini fuori che giocano a tennis, per cui bene, è un bello sport, un modo di stare insieme, di stare all'aperto e speriamo che vada avanti così. In televisione non sembrava così grande, anche perché l'avevano vicina, poi era vicino grandi atleti, quindi è grande quanto gli atleti che l'hanno vinta per noi. Una grande emozione per tutti. La Coppa Davis è tornata in Italia dopo 47 anni, conquistata dalla nazionale azzurra. La squadra capitanata da Filippo Volandri, composta da Yannick Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi e Simone Bolelli, ha compiuto un'impresa leggendaria che oggi rilancia anche il movimento tennistico italiano, già in crescita da anni. Lo dimostra la partecipazione dei più piccoli, che oggi hanno provato a giocare con i maestri della Federazione Italiana Tennis e Padel nel mini campo da tennis allestito in Piazza dei Signori. Certo, è un momento straordinario per il tennis italiano, 113 anni di storia della Federazione Italiana di Tennis, penso che sia questo momento più apicale del nostro sport, quindi la professionalità adesso dei circoli e dei maestri devono sfruttare per far capire quanto bello è questo sport e fare amare soprattutto questo sport ai ragazzi. E per questa edizione è davvero tutto, vi lasciamo ora le previsioni del meteo, grazie per averci seguito e una buona serata a tutti voi.
Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al meteo. Sabato Santo con tempo in gran parte buono, ma via via più instabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto sarà piuttosto soleggiato, con cielo sereno o poco nuvoloso. Poi nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità e della probabilità di precipitazioni sparse, come ci mostra la grafica. Le temperature saranno in aumento, minime tra 7 e 11 gradi, massime tra 16 e 20 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui tanto sole inizialmente, con qualche nube qua e là. Poi con il passare delle ore e dunque verso pomeriggio sera peggiora con precipitazioni un po' ovunque. Temperature minime sui 10-15 gradi, massime comprese tra 18 e 20. Diamo infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancherà un'alternanza tra sole e nubi, con rovesci e temporali ovunque a seguire. Temperature minime sui 7-8 gradi, massime intorno ai 18-19 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.